Piazzata Mestre la comunità bengalese non arretra e prepara la manifestazione per bloccare la città. È un nostro diritto, Venturini conferma, non siete integrati, non si farà. Come in campagna elettorale la moschea divide la politica veneziana, l'europarlamentare leghista Cisint esorta il sindaco ad andare avanti, ma il consigliere Dem Martella attacca Venturini, dica la verità ai cittadini. Schianto mortale nel bellunese, un militare di 40 anni in forza al reparto dei lagunari di Venezia perde la vita in sella alla sua moto, viveva a Marconna. A Venezia un borseggiatore muore di infarto poco dopo aver derubato una coppia di anziani. Era un volto noto nelle denunce dei veneziani non distratti che avevano segnalato anche l'ultimo borseggio. Cade da una impalcatura di circa 4 metri in un cantiere ad Eraclea, operaio 60enne ricoverato a Mestre. Le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita. Mi avrebbero lasciato annegare, devono pagare per quello che hanno fatto. Le parole dell'80enne friulano salvatosi per miracolo dopo essere stato spinto per gioco in acqua a Bibione da 3 giovanissimi. Niente tifosi veneziani al Blue Energy Stadium per la prossima di Coppa Italia. La prefettura di Udine ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi arancio-nero-verdi. La partita è in programma il prossimo 2 settembre. Ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. In primo piano dunque l'avete sentito la questione della moschea in via Giustizia, muro contro muro tra comune e comunità bengalese pronta a scendere in piazza, ma il sindaco resta fermo. Quando vedrò integrazione si potrà parlarne. Noi non vogliamo fare guerra a nessuno, noi abbiamo sempre fatto le cose pacificamente e vogliamo continuare a fare le cose pacificamente. E il nostro obiettivo è scioperare, manifestare, è un diritto che è sancito dalla Costituzione, quindi se noi non otteniamo i nostri diritti, che è quello di professare la nostra fede, e il diritto anche quello di scioperare, di manifestare, quindi faremo una manifestazione, però questo non significa che vogliamo fare guerra a qualcuno, assolutamente no. Noi vogliamo dialogare, abbiamo sempre dialogato. Il presidente dell'Associazione dei Giovani per l'Umanità, portavoce della comunità bengalese, risponde così alle dichiarazioni del sindaco Venturini contrario alla realizzazione della moschea in via Giustizia a Mestre, perché a suo dire la comunità non è ancora sufficientemente integrata. Io semplicemente ho espresso delle dichiarazioni molto sensate, credo, e ho detto che non sono assolutamente contrario al principio di libertà di culto, anzi è sacrosanto e quindi ognuno può pregare il Dio che vuole nelle modalità con cui ritiene. Realizzare una moschea in un terreno che oggi non ha quella destinazione urbanistica è una facoltà che il Comune può autorizzare o meno, e quindi il Comune in questa fase gli ha detto che non è interessato a progetti faraonici che costruiscano moschee tipo piramidi in mezzo a Mestre. 2, che per iniziare a fare un ragionamento generale mi aspetto che la comunità bengalese faccia un percorso di integrazione che oggi non sta avvenendo in tutte le sue parti. Se c'è volontà di fare questo percorso, io nei prossimi mesi vedo un grande miglioramento in tal senso, allora si può aprire un grande tavolo di ragionamento e su questo sono coerente con quello che ho detto in campagna elettorale. Io spero che la comunità bengalese abbassi un po' i toni, nel senso che le ultime dichiarazioni non fanno certo bene a questo dialogo, ecco, addirittura arrivare a minacciare chissà cosa. Prenderò in esame qualsiasi progetto da parte della comunità bengalese quando vedo un reale processo di integrazione che oggi fatico a vedere. Da ambo le parti si parla di volontà di dialogo, però al momento ognuno resta nella propria posizione e Aulader spiega. Crediamo che la comunità bengalese è ben integrata, ovviamente c'è ancora molto da migliorare, ci sono le donne che devono imparare la lingua italiana, ci sono i nostri che devono imparare ancora delle cose civiche, però sono percorsi che si fanno insieme. Per questo non significa che una comunità musulmana che vive qua a Venezia, che sono più di 40.000 persone che vivono, che non abbiano un diritto a avere un posto, un luogo dove professare la propria fede, perché altri ce l'hanno. Poi conclude. Noi abbiamo riqualificato, mandato via i spacciatori che vivevano, dormivano qua dentro. Noi li abbiamo mandati via, abbiamo ripulito e riqualificato per quello che si può questa zona qua. E comunque su indicazione del Comune, perché questo posto non è che abbiamo scelto di nostra volontà, è stato indicato dal Comune e noi l'abbiamo accettato ben volentieri, anche se era fuori città l'abbiamo accettato, però questo non significa che adesso ci abbandonano così all'improvviso da nulla. Ed è muro contro muro, dunque l'avete sentito, tra moschea e comunità bengalese pronta a scendere in piazza, ma il sindaco appunto rimane fermo sulle posizioni. Nel frattempo, proprio come in campagna elettorale, la moschea divide la politica. Da un lato la Lega con l'europarlamentare Cisint che esorta il sindaco a proseguire su questa strada, e dall'opposizione il consigliere Dem Martella che chiede chiarezza.
Molto bene il sindaco di Venezia che dice no con delle ragioni molto chiare, che sono quelle che la Lega, che noi abbiamo sempre portato avanti, ovvero del rispetto della legge, del rispetto della Costituzione, del rispetto dei valori e della cultura italiani. Bene, perché il no alla moschea irregolare di Mestre è un messaggio forte e chiaro, quello che noi sosteniamo da anni, che io ho portato avanti anche da sindaco, ed è per questo che ritengo vergognoso il ricatto che la comunità islamica attraverso il suo rappresentante fa oggi. È gravissimo, ma del resto l'hanno fatto anche quando a Monfalcone ho chiuso le moschee regolari. Lo stesso Prince era tra gli 8.000 che marciavano contro il sindaco. Noi non cediamo ai ricatti. Ma se l'europarlamentare leghista Cisint dalla parte del sindaco di Venezia, esortandolo ad andare dritto su questa strada, di diversa opinione il consigliere comunale del Partito Democratico, principale sfidante di Venturini nella campagna elettorale, Andrea Martella, che attacca. Venturini deve dire la verità alla città, perché oggi emerge un quadro molto diverso da quello rappresentato durante la campagna elettorale. È evidente che c'era un progetto della giunta precedente, c'era un percorso amministrativo, l'ex sindaco Brugnaro aveva assunto impegni con la comunità bengalese e ad occuparsene era proprio Venturini. Durante la campagna elettorale invece questa vicenda è stata usata per imbarbarire il clima con mistificazioni e falsificazioni, per tenere insieme convenienze elettorali e propaganda. Oggi però la verità sta emergendo con forza e la domanda è inevitabile. Venturini ha mentito ai veneziani? E sulla costruzione di una moschea a Mestre si è espresso anche il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, auspicando che non vi siano forzature e si instauri un dialogo costruttivo tra comune, città e comunità islamica bengalese per convergere e, se possibile, lavorare insieme per rispondere all'esigenza di un luogo di culto, conoscendo e rispettando le leggi, la storia e la cultura della realtà nella quale si vive. Per Moraglia è urgente accrescere la reciproca conoscenza e fiducia, e questo può avvenire attraverso un obiettivo e diffuso percorso di integrazione. La cronaca ora con lo schianto mortale che si è verificato nel Bellunese, a perdere la vita un militare di 40 anni in forza al reparto Lagunari di Venezia. Daniele Sanapo, 40 anni, originario di Brindisi ma residente da tempo a Marcon nel Veneziano, è morto praticamente sul colpo. L'impatto fra la sua moto e un camioncino lungo la provinciale numero 2 che da Meano porta verso Oregni di Sospirolo non gli ha lasciato scampo. Lo scontro è accaduto attorno alle 11:30. È a quell'ora che la macchina dell'emergenza sanitaria e dei soccorsi si è mossa in forze. Ambulanza, elicottero, le pattuglie della Polstrada da Belluno e Feltre, i vigili del fuoco. Ma per il quarantenne Lagunare, in forza al reparto di fanteria d'assalto anfibio dell'esercito italiano di Mestre, non c'è stato nulla da fare. Sotto shock ma illeso il conducente del camioncino. Per ricostruire la dinamica dello schianto è al lavoro l'ufficio infortunistica della Polstrada del comando di Belluno. La provinciale è rimasta chiusa al traffico fino alle 14:30 per la messa in sicurezza del luogo. La notizia è arrivata rapidamente a Marcon, dove Daniele Sanapo risiedeva con la moglie e 2 figlie piccole. Il sindaco Matteo Romanello, raggiunto da Edi Caliman e Simone Merlo. Era una persona di paese che molti conoscevamo, molto attivo, molto presente, svolgeva il suo lavoro in maniera ligia. Ho avuto modo di sentire alcuni dei colleghi nelle ore passate, lo ricordano con grande affetto. Il primo cittadino di Marcon ha espresso la vicinanza alla famiglia, dell'amministrazione e di tutta la comunità. Sgomento e dolore indicibili fra gli amici che conoscevano Daniele Sanapo, che aveva una passione sfrenata per la musica e suonava ogni giovedì in un locale di Marcon. Daniele, lei lo conosceva da quando aveva iniziato a suonare qui? Da 3 anni circa, e sapeva far divertire la gente. Un grande dolore? Sì. Per i funerali è scattata la mobilitazione del comando dei Lagunari, che ha avviato subito i contatti con il sindaco Matteo Romanello. Ai militari il compito di accompagnare Daniele nel suo ultimo viaggio terreno.
Malore fatale dopo uno scippo per un borseggiatore vittima di un infarto poco dopo aver derubato una coppia di anziani ai Frari. Era un volto noto nelle denunce dei veneziani non distratti che avevano segnalato anche l'ultimo borseggio nella loro pagina Facebook. È morto alle Zattere, colto da un improvviso malore che non gli ha lasciato scampo poco dopo un borseggio. A Venezia lo conoscevano col soprannome di Mica. Nella pagina dei veneziani non distratti, che segue passo passo le vicende dei cosiddetti pickpocket e in cui veniva spesso citato, attorno a mezzogiorno era apparso un post in cui veniva nominato nuovamente, assieme ad altri, come autore di un furto ai danni di una coppia di anziani in zona Frari, in cui si specificava che nella refurtiva c'erano anche documenti e farmaci salvavita. L'infarto è arrivato circa un'ora dopo alle Zattere. L'intervento immediato dei soccorsi, il personale del SUAM 118 con l'ausilio di un defibrillatore è risultato vano. Il fenomeno dei borseggi e il loro contrasto rimangono un'attività quotidiana a Venezia. Appena il giorno prima la Polizia di Stato aveva condotto una nuova azione, in particolare in Calle delle Balotte a San Marco. Erano state fermate e controllate 2 giovani, entrambe con precedenti per borseggio, uscite da un negozio di abbigliamento con una grande borsa che conteneva abbigliamento intimo, profumi e creme per un valore sopra i 250 euro. La maggiorenne era stata arrestata mentre la più giovane era stata associata ad una comunità per minori. La sera invece un gruppo di 5 borseggiatori, 4 uomini e una donna, erano stati denunciati dalla polizia locale. Gli agenti li stavano tenendo d'occhio, prima mentre a ridosso dei distributori automatici degli imbarcaderi di Piazzale Roma cercavano di carpire i PIN delle carte utilizzate per acquistare i biglietti, poi mentre erano alla ricerca di vittime tra chi aspettava gli autobus. Infine, e qui sono stati bloccati e denunciati in flagranza, quando dopo aver circondato 2 anziane della provincia di Padova che attraversavano a piedi il piazzale, uno dei borseggiatori è riuscito ad aprire la cerniera della borsa a tracolla portata da una delle 2 per derubarla. Un operaio di 60 anni nella zona di Eraclea è stato ricoverato all'ospedale di Mestre, dove è stato portato con l'elicottero dopo essere caduto da un'impalcatura da un'altezza di circa 4 metri. L'incidente è avvenuto a Ponte Crepaldo di Eraclea. Le condizioni dell'uomo sono considerate serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. La prognosi resta riservata. Oltre al personale del 118, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Eraclea e i tecnici dello Spisal, che ora dovranno accertare cause ed eventuali responsabilità dell'incidente. Contro la paura di tornare a casa la sera, l'associazione Buongiorno Marghera mette a disposizione dei propri volontari armati di gilet arancione che accompagnano le persone che per timore di passeggiare da sole in terraferma evitano di uscire. All'indomani dell'arresto del 22enne macedone ritenuto responsabile di aver gettato dell'acido contro la 32enne di Mestre lo scorso 26 giugno, la famiglia, compresa la vittima, che quella sera era andata a trovare i suoi genitori nell'abitazione di Peseggia di Scorzè, sceglie il silenzio. Ci sono ancora degli aspetti da chiarire e di conseguenza dei timori. Gli accertamenti dei carabinieri, infatti, hanno richiesto un'attenzione particolare perché tra la 32enne e il ragazzo che l'ha sfregiata non ci sarebbe alcun collegamento. I due non si conoscevano e il movente dell'aggressione era quindi difficile da decifrare. Dalle verifiche sul telefonino della ragazza è anche emerso che da qualche tempo riceveva messaggi minatori e insulti in lingua macedone che le contestavano di avere una relazione con un uomo sposato residente a Roma con la famiglia. Tra le ipotesi potrebbe dunque farsi spazio quella che possa essere stata la moglie dell'uomo, la mandante dell'aggressione, il cui epilogo poteva essere peggiore. Questo era il servizio sulle indagini che proseguono per individuare il mandante dell'aggressione con l'acido a Peseggia di Scorzè. C'è anche un altro episodio che negli ultimi giorni ha creato parecchio allarme. Siamo sul litorale veneziano, a Bibbione, dove un anziano è stato spinto in acqua dal pontile dove stava pescando a Porto Basele. I colleghi della redazione di Pordenone hanno raccolto la sua testimonianza. Sentiamo. Parlavano, ridevano, scherzavano. Dopo un po' vedo che vengono giù per la passerella e io mi sono girato un momento, no? Ma tanto è gente che viene a vedere il porto. Non ho fatto caso, no? Io ero là così che pescavo, tutto un momento sento 2 mani dietro la schiena, vada boom. Io sono andato sotto, sono venuto su, ma erano già spariti.
È questo il racconto di Rodolfo Pacagnin, l'80enne di San Martino al Tagliamento, che all'alba di domenica scorsa era stato spinto di spalle in acqua mentre pescava al pontile X Lagoon di Bibione da 3 giovani. I 3, tutti di nazionalità italiana e residenti nel porto gruarese, erano stati identificati già 24 ore dopo grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Decisiva era stata l'auto con la quale erano arrivati, una Citroen che aveva permesso agli investigatori di risalire al proprietario. Un gesto improvviso definito dai 3 durante l'interrogatorio una bravata, uno scherzo che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. Arrampicandomi su per la passerella c'era un palo grosso così dietro di me e mi è andato anche bene perché io con la gamba mi tiravo su lì e mi tiravo su un po' qua, un po' lì, un po' qua. Mi è andato anche bene, se mi butto nel palo, morto. Testimoni, a distanza di giorni dall'accaduto, sono ancora le ferite riportate alle gambe, alle braccia e alla schiena. Fare i raggi perché sento qua sotto che mi fa male un po'. Quando respiro anche mi fa male, ma penso che vada via, sì. Ora l'80enne si aspetta che la giustizia faccia il suo corso e che i 3 vengano indagati per tentato omicidio e omissione di soccorso, ma chiede anche che gli venga riconosciuto un risarcimento per quanto accaduto. Che pagano i danni è bene, perché ho perso l'orologio, ho perso soldi, ho perso la canna. No, non l'ho persa, quasi la perdevo, ma dopo l'ho recuperata. Era già come una via di qua dalla casa, con la canna, l'altra canna a fondo, no? Ho fatto un lancio, l'ho sbagliata. Il secondo lancio l'ho centrata, l'ho tirata su. Rodolfo oggi, inoltre, ripensa soprattutto al fatto che in acqua c'è finito lui e che fortunatamente sa nuotare bene. Meglio che sia successo a me, perché guarda, che uno sa nuotare non merita queste robe. Ora l'80enne vuole guardare al futuro, rimettersi in sesto e tornare nel suo pontile per continuare a coltivare la propria grande passione. Lei tornerà a pescare adesso, dopo questo episodio? Ma certo, no, mi fanno pure, se li prendo, ma adesso vado via a un altro sistema. E restiamo a Bibione, dove ieri, ve l'abbiamo raccontato, nel pomeriggio c'è stato un violento temporale. Il nostro viaggio tra i negozi e le vie allagate. I negozianti è una vergogna, ogni anno accade sempre la stessa storia. Sentiamo. I negozi sono allagati, sale da pranzo, sale delle pizzerie, con danni importanti, al di là di economici, una figura un po' imbarazzante verso i clienti, ma non è neanche tanto il danno economico sui materiali, ma poi un danno anche morale. Qualcuno ha parlato subito di bomba d'acqua ed effettivamente in quella mezz'ora su Bibione ha piovuto parecchio, certamente sopra la media, ma chi qui vive e lavora, in questo caso siamo in Viale Aurora, non accetta la motivazione dell'evento atmosferico estremo e dagli esiti incontrollabili. Ci spostiamo in Piazza Fontana. Essendo che Bibione ha le fognature di 60 anni fa, non scolano più tanto bene i tombini, e quindi l'acqua non sgorga giù, a noi è entrata solamente 2 centimetri di acqua in negozio. Lì qua nel ristorante avevano tutta la sala esterna completamente allagata. Non è la prima volta che capita? Capita tutti gli anni praticamente. L'anno scorso è capitato il 10 di settembre, ha fatto svariati danni. Non è quindi la prima volta che verso la fine dell'estate si verificano problemi legati ad una pioggia più abbondante e Bibione si trasforma, come ci racconta questa ragazza che lavora in Via delle Costellazioni. La strada verso là, tipo da quando iniziavano i San Pietrini, credo i San Pietrini, vabbè, comunque fatto sta che era tipo allagata e vedevi la gente, cioè, che andava scalza, poi anche i bambini che giocavano nelle pozzanghere. Era tutto molto bello se non avessi dovuto tornare a casa dopo lavoro. Diciamo che è un po' un tallone d'Achille, perché quando scendono delle gocce in più e la rete fognaria va un po' in deficit, ecco, bisognerebbe un po' risolvere questo problema. Si è parlato di bomba d'acqua, ma c'è anche qui chi ci ha detto non ci è sembrato che avesse piovuto così tanto da giustificare. Oddio, adesso non so i millimetri, non credo proprio una bomba d'acqua, c'è stata abbastanza acqua, però non credo una bomba, adesso non so i millimetri. Insomma. Lei ha mai avuto problemi, avete mai avuto danni durante una di queste alluvioni? Su un negozio più in giù, sì, Sempre di scarpe? Sì, sempre di scarpe. E ha perduto della merce? Qualcosina. La fortuna è che questa volta la pioggia è caduta in un momento in cui i negozi e i ristoranti erano aperti e si è potuto intervenire subito. Io ero qui dentro in negozio che sistemavo e fortunatamente sono riuscita a chiudere tutto in tempo e a mettere gli asciugamani e a chiudere
cioè la parte dove entrava l'acqua. Diciamo, se fosse capitato di notte quando nessuno è presente, i danni ci sarebbero stati di più. Certamente, sicuramente, anche perché di notte insomma nessuno è in negozio, quindi tempo di arrivare, ti ritrovi l'acqua invece che trovarti un metro, cioè a 1 metro dalla porta, te la ritrovi fino in magazzino. Non so di chi è la colpa, però onestamente commercianti, imprenditori, tanti colleghi mi hanno scritto perché io ho postato dei video, onestamente la nostra situazione imbarazzante con i clienti che avevano le scarpe bagnate, i nostri camerieri hanno pulito, le nostre ragazze hanno pulito in maniera splendida, ci sono tolte proprio, sono bagnate scarpe, calzini, hanno pulito quello che potevano fare. Adesso abbiamo ripristinato il locale, però c'è qualche collega che non apre. Si chiude con qualche polemica la festa dei giardini di Via Piave a Mestre, pur ben organizzata, dice Giovanna Luzzi del Comitato di Cittadini dell'area. La manifestazione ha patito la presenza degli spacciatori del quartiere fino ad essere quasi evitata dai residenti. Si è rivolto alla Cassazione per annullare l'obbligo di firma imposto come ulteriore prescrizione al DASPO emesso nei suoi confronti dopo i fatti del post partita di Udinese Venezia del 1 febbraio 2025, quando un gruppo di almeno una cinquantina di tifosi bianconeri, tra cui alcuni venuti dall'Austria, aveva seminato lo scompiglio alla stazione di Basiliano, costringendo il treno con i tifosi lagunari a bordo ad arrestare la marcia per poi assaltarlo. Un friulano di 36 anni, nato a San Daniele, dovrà invece continuare a presentarsi in questura, a firmare all'orario di inizio delle partite ufficiali dell'Udinese e rimanere lontano dai luoghi di sosta o trasporto dei tifosi che partecipano da 2 ore prima a 2 ore dopo l'evento. La Cassazione ha infatti respinto il ricorso presentato dall'avvocato difensore Giovanni Adami, che contestava l'urgenza dell'emissione delle prescrizioni e l'irregolarità sulle procedure di convalida del provvedimento. Gli ermellini hanno giudicato infondati entrambi i motivi. I fatti di Basiliano portarono all'arresto di 8 tifosi, 6 austriaci del Salisburgo venuti a dare manforte ai friulani, uno di nazionalità albanese ed uno di origini senegalesi residente ad Udine. Tutti hanno patteggiato pene comprese tra 1 anno e 6 mesi e 1 anno e 8 mesi per blocco ferroviario, rissa aggravata e uso di materiale pirotecnico allo stadio davanti al giudice Matteo Carlisi. Nei giorni seguenti altri tifosi erano stati identificati e raggiunti dal DASPO, tra cui il 36enne ultras riconosciuto mentre con una cintura in mano si allontanava dal luogo degli scontri. Il riconoscimento era stato effettuato con certezza, si legge nella sentenza di rigetto, per abbigliamento e caratteristiche distintive. L'ultras da Spato è stato denunciato alla Procura della Repubblica per rissa aggravata e per possesso di strumenti atti ad offendere, nel suo caso la cintura che, secondo le indagini, sarebbe stata usata durante gli scontri con i tifosi ospiti, scesi dal treno dopo il blocco forzato. La Cassazione riporta anche un precedente risalente al 2015, quando il tifoso bianconero in questione aveva introdotto una bandiera senza essere autorizzato all'interno dello stadio Friuli e insieme ad altre 10 persone di gruppi ultras erano stati denunciati a piede libero per furto di merce esposta alla vendita. È tutto da Venezia per questa sera, grazie per essere stati con noi, a tutti una buona serata. Il meteo dopo naturalmente la nostra sigla con le previsioni del tempo per le prossime ore sul nord-est.